poteva più. Demo, vada. E che coradrio, no? Non riesco a capire cosa che vuol dire. Vuol dire che metto al via, che io e quella signora si d'accordo per mincionarmi e che carica è aspetto e ha comprato da Bettina. Ma che ventola? E a ventola della mamma? Ah, sì, basta, non voglio più sapergliene che coradrioso, baronessa. E ne spiegherà cosa che si sta facendo. Gioia che fa dei regali a baronessa. E beh, insomma, non serve che alza tanto a voce, perché cavaria anche a me da agnarne. E assai di tante cose. Ma... ho parlato con suo genero, io che spiegherò tutto per parte mia. Mi vengerò domani a spiegare. Signori? Ma, cavaliere... Signor Carlo! Ma dunque, cosa si sta? Oh, si spieghi voi. Si sta... che a signora non se ne baronessa né moglie che signora. E cosa sia? La barina! Non è possibile! Hai visto che bella gente che in pratica, Tutta signotta, in casa nostra, ma che prega il suo Dio di tornare. Mi stai ora a invitarla. Do caro che le mie parole stamattina si stai subito confermate dai fatti. Bravo. Adesso il secondo pur è la sua ricchezza e i suoi soldi. Signori, E ti cammina andiamo a casa. Carotin! non ti sti bordei a causa vostra. A causa mia! Ma sai cosa ti devo dire, signor nonno? Che mi capisce tutto in tabardessa. Ma cosa ti devo che cambiami? Una piena al posto del corpo. A proposito, guarda qua. Interessa Fio Menico e mi ha detto che ha perso tutta la mesata del gioco. E che ha perso la mesata al gioco. Adesso si ammaglia. Oh, sì di tutti, a monte a confusione. Gigi, presto, veni qui a aiutarmi, va? Cara io che mia come animatrice non l'avevo mai fatta. E se io credevo di avermi comprato la nome Sofia e la caffaiata, ti invece andiamo a casa. Mi resto! E ti resta, perché o con tuo padre o con tuo marito. Mi resto, godito! E resta pure, perché mi mette Tito, padre, tuo mare, e nonna, e andere vengo in panni che sei.